Con l'ingresso delle due squadre in campo è quasi tutto pronto per cominciare ed inaugurare questo sabato di sport al velodromo. A me non resta dunque che dirvi, amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi si gioca l'Under 15 Elite, oggi si gioca TF contro Fortitudo Bagheria. Vediamoci l'ingresso delle due squadre in campo e dopodiché leggeremo la formazione a disposizione della squadra di casa. Iniziamo a leggere i nomi degli uomini a disposizione dell'ATF. Abbiamo con il numero 1 Nuzzo Manfredi, con il numero 2 Pecoraro Giuseppe, con il numero 3 Yobua Roveiro, con il numero 4 Barone Daniele, con il numero 5 Danna Marco, con il numero 6 Riggio Riccardo, con il numero 7 Picciuca Vincenzo, con il numero 8 Arini Mattia Pio Maria, col numero 9 Scavone Francesco, col numero 10 Favaloro Rosolino e col numero 11 Minardi Giovanni. A disposizione col numero 12 Mellina Marco, col 13 Buffa Marco, col 14 Programma Luca, col 15 Bennardo Federico, col 16 Raffa Dale Ignazio, col 17 Frisco Gabriele, col 18 Turturici Edoardo. Assistente all'arbitro Accardi Matteo. Vediamo la squadra di casa caricarsi prima dell'inizio della partita. Le due squadre si dispongono in campo, sulla destra i nero-rosa, sulla sinistra in maglia verde la Fortitudo Bagheria. Il primo pallone toccato sarà della Fortitudo Bagheria, che batterà il calcio d'inizio. Ancora qualche attimo prima di iniziare, se abbiamo il tempo di leggere brevemente gli uomini a disposizione della Fortitudo Bagheria. Con il numero 1 Sciacchitano, col 2 Maggiore, col 3 Pecoraro, con il 4 Morana, con il 5 Di Maria, col 6 Gagliano, col 7 Sole, con l'8 Delisi, col 9 La Russa, col 10 Di Paola, con l'11 Rampolla, col 12 Costanzo, con il 13 Spataro, col 14 Mamone, col 15 Seidita, col 16 Tribuna, 17 Baiano, col 18 Scarpinato e col 20 Olaiuola. Assistente all'arbitro Baiano.
Ancora qualche attimo prima di iniziare il match, il direttore di gara però inizia a sistemarsi il cronometro, è quasi tutto pronto per iniziare. Si perderà ancora qualche attimo, un problema alla rete, a una delle due reti sta venendo sistemato, dopodiché si potrà iniziare. Sembra essere quasi tutto pronto per iniziare finalmente. L'arbitro chiede l'ok ai due portieri e dopodiché fischia il calcio d'inizio. Può dunque iniziare TF Fortitudo Bagheria. Subito rimessa laterale per la Fortitudo, si propone subito in avanti. Pallone che rimane ancora lì, che termina sul fondo. Sarà però subito calcio d'angolo per la squadra ospite. Squadra ospite che va a recuperare il pallone e si prepara subito per battere il primo calcio d'angolo del match. Calcio d'angolo battuto, spizzata di testa che però non inquadra lo specchio della porta. Pallone dunque che termina sul fondo. Va Nuzzo a recuperare il pallone e si prepara per la rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo battuta corta. Compagno alla propria destra. Prende spazio, prende tempo per costruire la manovra TF. E poi con Yobua prova a costruire sulla corsia di sinistra. Pallone che pericolosamente si avvicina alla porta della TF. Il direttore di gara ferma tutto per un fuorigioco. Riprende il gioco, lascia correre il direttore di gara. Pallone interessante per la TF. Per provare a costruire sulla corsia di sinistra. Poi difesa della Fortitudo che allontana.
affondare sulla sinistra Scavone, servendo poi Picciuca, pallone però che non è riuscito a sfondare le difese della Fortitudo. Che in questo momento tiene il pallone e prova a rispondere sulla corsia di destra, pallone messo in mezzo, pericolo, e poi palla che viene allontanata. Ma attenzione, ancora possesso per la squadra ospite. Continua a lasciare correre il direttore di gara. Squadra di casa che si prepara a battere la rimessa laterale. Il pallone che viene allontanato ma che finisce facile tra i piedi della Fortitudo. Ottimo recupero da parte dell'ATF. Per provare a costruire sulla corsia di sinistra grazie a un lancio lungo. Pallone che poi viene allontanato. Che aveva inizialmente cercato Picciuca, che non è riuscito a trovarlo. Poi Arini recupera un interessante pallone. Ancora Fortitudo che prova a costruire. Poi buona lettura da parte del numero 11 Minardi che allontana un fallo laterale. Allontanata di testa, ancora un'altra pallone allontanato di testa, poi TF che recupera. Pallone interessantissimo, esce poi Nuzzo che con le mani con tranquillità afferra il pallone e poi si appresta a lanciare lungo. Altro pallone interessante, stavolta sulla corsia di destra per la TF. Poi palla che termina fuori. Sarà dunque rimessa laterale per la Fortitudo. Che lancia in avanti verso i compagni proposti in profondità. Altro pallone che esce fuori. Altra rimessa laterale per la Fortitudo. Pallone che resta sulla corsia di sinistra. TF che riesce a proteggere il pallone, ascoltarlo fuori. Inizio si limita a recuperare il pallone e poi a battere corto la rimessa dal fondo. Allora, poi viene lanciata in avanti, subito intercettata dalla Fortitudo. Prova a costruire con più calma la squadra ospite. Ottimo recupero da parte di Favaloro che lancia lungo dalle parti di Scavone, che non riesce però a controllare bene il pallone, palla che poi viene allontanata. Rimessa laterale per la Fortitudo. Pallone che va in mezzo, poi con tranquillità Nuzio si chiama il pallone e lo recupera con le mani. Dopodiché lancia lungo verso i compagni in profondità, subito recupera la Fortitudo che si prepara subito a rispondere con un altro lancio lungo, intercettato dalla difesa nero-rosa che prova a sua volta a ripartire. Lotta di lanci lunghi tra le due squadre. Che si era proposta dalle parti di Scavone, poi allontanato. Yobua intercetta di testa, ma palla che rimane tra i piedi della Fortitudo. Rapidi scambi di possesso tra le due squadre. Poi
pallone che termina fuori. Altro lancio lungo, esce dai pali Nuzzo che allontana con i piedi, poi TF che prova a costruire un'azione sulla corsia di destra, altro lancio lungo intercettato dalla Fortitudo, che prova a costruire sulla corsia di sinistra, poi ostacola e riesce a recuperare il pallone la TF. Possesso per la Fortitudo, lancio lungo, però va a finire dalle parti della bandierina, corre la difesa della TF. Protegge Pecoraro che poi batte la rimessa laterale. Interessante intercettato, poi lancio lungo, un po' troppo potente. Non ci arrivano i compagni proposti in avanti, pallone che dunque va a finire tra i piedi di Sciacchitano, che riparte appoggiandosi ai compagni più prossimi. Pallone che viene intercettato da Barone, che prova a lanciare in avanti sulla corsia di destra, palla che poi termina fuori. Sarà dunque rimessa laterale per la TF, subito viene battuta, poi pallone che termina nuovamente fuori. Stavolta rimessa laterale per la Fortitudo. Parte la Fortitudo, lancia lungo, pallone che però viene intercettato da Favaloro e subito lancia lungo per i compagni. Controlla il pallone Picciuca, si appoggia al numero 4 Barone. Passaggio che viene murato, il pallone recuperato dalla Fortitudo che può provare a ripartire. Altra palla recuperata dalla TF, prova a lanciare lungo, sempre per Scavone. Il pallone che termina fuori. Messa laterale battuta. Che prova a sfondare sulla corsia di destra, tenta però la difesa della TF, allontana, poi lancia in avanti alle parti di Picciuca. Altro interessante recupero per la Fortitudo. Bua lotta sul pallone, ci mette anche Danna. Muro di maglia nero-rosa a proteggere la porta. Arini mette il pallone fuori. Si riparte da una rimessa laterale per la Fortitudo. Poi tiro da fuori area che però non inquadra lo specchio della porta. Si limita a guardare il pallone uscire Nuzzo. Che batte corto la rimessa dal fondo. Inizia a pressare alto la Fortitudo in modo da disturbare la manovra di costruzione della TF. Lotta sul pallone Favaloro, poi prova a lanciare lungo, intercetta però la Fortitudo.
Rimane a terra uno dei giocatori della Fortitudo, l'arbitro lascia giocare però, un gioco che continua, poi pallone che termina tra le braccia di Sciacchitano. Ferma poi il gioco il direttore di gara, rimane a terra uno dei giocatori della TF. Si rialza, nulla di particolarmente grave, fortunatamente sembrerebbe. Ne approfittano per prendere un attimo di respiro i giocatori di entrambe le squadre. C'è grande intensità in questi primi 13 minuti di match, dove però ancora le squadre non sono riuscite a sbloccare la situazione di parità. Ancora saldo lo 0-0 nel match. Gara peraltro molto importante, potremmo definirla uno scontro diretto, uno solo il punto che separa le due squadre, 21 la Fortitudo, 20 la TF. Gara importante in ottica play-out per migliorare il proprio posizionamento in classifica e anche mirare possibilmente a una salvezza. Nel frattempo si riparte da una rimessa laterale per la Fortitudo, intercettata di testa dalla TF. Mantiene saldo però il pallone ai piedi la squadra ospite, che prova ancora una volta a inserirsi sulla corsia di sinistra. Attenta però la difesa della TF allontana. Duro il pressing della squadra ospite, che in termini di possesso palla sta facendo da padrone. TF che prova a sorprendere con i lanci lunghi, provando a per l'appunto sorprendere la difesa avversaria di contropiede. Poi altro lancio lungo interessante per la TF, che si propone a tu per tu. Cade a terra uno dei giocatori nero-rosa, tutto regolare però per il direttore di gara che lascia correre, poi pallone che termina fuori. Ancora Picciuca che prova a mettere il pallone in mezzo, palla però troppo debole, viene recuperata. Poi altro lancio lungo, sempre in aria. Sciacchitano stavolta afferra con le braccia. Poi lancia lungo. Altro pallone recuperato, stavolta Favaloro che si appoggia alla corsia di destra. Va Barone, si scambia col compagno, pallone scodellato in mezzo, Sciacchitano con i pugni allontana. Attenzione pallone che rimane lì, poi altro giocatore nero-rosa che cade a terra, tutto regolare per il direttore di gara che lascia correre e concede la rimessa laterale alla Fortitudo. Pallone interessante per la TF che per un soffio non riesce a sbloccare il risultato. Ci aveva provato ai limiti dell'area Scavone, veramente di pochissimo. Rimessa dal fondo battuta. Pallone che termina poi fuori. Recupera il pallone il numero 2 Maggiore e poi battere la rimessa laterale, poi scontro in aria, tutto regolare per il direttore di gara. Giocatore della Fortitudo che rimane a terra nell'area avversaria, poi si rialza, appena si rende conto che il direttore di gara non era intenzionato a dare
Un calcio di punizione a favore della squadra ospite. Arbitro che sicuramente sta lasciando parecchio correre in questo match, animi che iniziano a scaldarsi però in campo e sugli spalti. Ottimo recupero per l'ATF che prova a ripartire, poi Fortitudo che subito rimette tra i propri piedi il pallone e poi tiro da fuori area, debole e impreciso, termina sul fondo. Vanizzo al solito a recuperare il pallone. Botta e risposta di lanci lunghi tra le due squadre. Minardi che prova a lottare sul pallone. Tutto fermo. Un calcio di punizione in favore dell'ATF. Qualche piccola protesta, poi il direttore di gara interviene immediatamente per sedare gli animi. Ancora 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Nessuna particolare grande occasione per le due squadre di sbloccare il risultato. Quello che forse c'era più andato vicino era il numero 9 Scavone per l'ATF, che per un soffio non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, beffando Sciacchitano. Nel frattempo si riprende con una rimessa laterale in favore dell'ATF per battere Iovua. Intercetta di testa la Fortitudo che subito si propone lì davanti, lotta ancora Iovua sul pallone. Si guadagna una rimessa laterale che lui stesso va a battere. Fischia il direttore di gara, punizione in favore della Fortitudo. Per guadagnarsi la punizione il numero 10 di Paolo. Punizione battuta, cercare i compagni in mezzo. Difesa della TF però che allontana, poi spuntone abbastanza vistoso. Vola anche il giallo. Deve essere stato spinto il numero 10 della TF Favaloro, che però è riuscito a guadagnarsi un giallo per la squadra avversaria. Batte lungo la punizione della TF a cercare i compagni proposti in profondità. Difesa della Fortitudo però attenta, allontana di testa il pallone. Messa laterale dunque per la TF. Prova a ritagliarsi uno spazio sulla corsia di sinistra la Fortitudo, TF però attenta. Ancora pallone tra i piedi della squadra ospite. Recupera poi la TF che con un lancio lungo prova a lanciare per il numero 7 Picciuca. Poi il pallone che finisce tra le braccia di Sciacchitano.
Il direttore di gara che ferma tutto e che ferma nuovamente tutto. Shakitano momentaneamente a colloquio col direttore di gara. Si ripartirà da una punizione battuta direttamente da Shakitano. Lotta ancora la Fortitudo per ritagliarsi uno spazio, poi lancio lungo, attenta la difesa dell'ATF però che riesce ad intercettare questo pallone che poteva rivelarsi molto pericoloso, palla che però rimane ancora tra i piedi della squadra avversaria. Altra buona lettura da parte della difesa dell'ATF, che però non riesce a ripartire. Altro affondo sulla corsia di sinistra della Fortitudo, altra però buona lettura da parte della difesa dell'ATF che però non riesce a concretizzare. Poi pallone che richiede l'intervento del tuffo di Nuzzo che salva tutto e mantiene il risultato in parità. Soffre un po' l'ATF, pressa molto la Fortitudo. Finora la risposta di tutto il reparto difensivo della squadra di casa è stata all'altezza. Si avventa sul pallone Scavone ma non riesce ad agganciarlo. Altro pallone intercettato dalla Fortitudo che prova a farsi spazio, Yobua però allontana. Ferma tutto il direttore di gara per un fallo commesso ai danni di Favaloro. Venticinquesimo minuto di gioco, nel frattempo mancano solo 10 minuti al termine della prima frazione di gara, più chiaramente eventuale recupero. Poi scontro abbastanza vistoso, l'arbitro con un po' di ritardo ferma tutto. Ha sentito il botto dello scontro sin da qui. Scontro di gioco chiaramente involontario, non voluto, però certamente molto doloroso per il giocatore della Fortitudo. Lo devi lasciare in paz, perché tanto comanda lui. Lo devi lasciare in paz. Si ripartirà da una punizione in favore dell'ATF. Punizione battuta dal numero 10 che va dritto in porta, poi Shakitano afferra con le braccia il pallone, ferma tutto il direttore di gara. Richiama all'ordine il numero 6 Riggio. Possesso Fortitudo, la TF reclama un pallone uscito con un po' di ritardo,
Il direttore di gara fischia la rimessa laterale per la TF. Rimessa laterale battuta. Pallone che però finisce subito tra i piedi della squadra avversaria. Partenza pericolosa della Fortitudo, però perde qualche istante di troppo, permette dunque a tutto il reparto difensivo della TF di rimettersi in posizione e prepararsi all'assalto. Buona lettura, pallone recuperato alla squadra di casa, adesso può ripartire sulla corsia di sinistra. Scatta con il pallone tra i piedi il numero 8 Arini, poi scambia con Scavone che prova a cambiare tutto, poi legge bene la difesa della Fortitudo. Altro pallone lanciato in profondità che però non trova i compagni proposti in avanti. Fortitudo dunque che recupera il pallone, si prepara a ripartire, attacca però stavolta la TF che risponde al pressing della squadra ospite con un ulteriore pressing. Poi Yobua vede il pallone uscire, si limita a scortarlo con lo sguardo, poi batte la rimessa laterale. Ora possesso per la Fortitudo, buona lettura da parte di Pecoraro che allontana. Rimessa laterale per la TF. Ci arriva prima Yobua che allontana. Poi lotta sul pallone Scavone. Si guadagna il fallo. Recupera la palla Arini. Procede a Favaloro. Aspetta il via del direttore di gara Favaloro, che nel frattempo richiama all'ordine. Batte Favaloro, pallone che va dritto in aria, poi grande pericolo, rimane a terra uno dei giocatori della TF, però palla che rimane lì, poi ferma tutto il direttore di gara. Fortitudo che prova a cogliere di sorpresa la squadra avversaria battendo subito. Ottima lettura però della TF che allontana. Nel frattempo lotta sul pallone sulla corsia di destra. Ancora possesso TF e poi ferma tutto il direttore di gara per un fallo ai danni della Fortitudo ed esce anche il cartellino giallo. Arriva il primo giallo per la TF ai danni di Picciuca, il primo giocatore della squadra di casa ad entrare nella lista dei cattivi. Batte la punizione la Fortitudo. Inizia a pressare alto la TF, a disturbare la manovra di costruzione della squadra ospite, provare ad afferrare qualche pallone interessante. Nel frattempo palla che termina fuori, sarà rimessa laterale per la TF. Mancano solo 3 minuti al termine di quelli regolamentari della prima frazione di gara, perché vedremo quanti saranno quelli di recupero dati dal direttore di gara. Tempo altro pallone interessante che però
Recuperato dalla Fortitudo, poi ottimo recupero da parte della TF che può provare ad affondare. Attenta però ancora una volta la difesa della squadra ospite, prova a ripartire con un lancio lungo, Yobua però legge bene e intercetta. Altro lancio lungo della Fortitudo, palla che viene allontanata di testa da Danna. Poi il numero 9 Scavone prova a lanciare sulla corsia di sinistra per Favaloro. Pallone che però termina fuori. Aggancia un interessante pallone la TF con il numero 4 Barone che prova a servire il compagno sulla corsia di destra. Legge bene però la difesa e poi ancora Barone insiste. Costringe Sciacchitano a gettarsi in tuffo a recuperare il pallone. Salto interessante da parte del numero 4 Barone che ha fatto venire un attimo di brivido alla difesa della squadra avversaria. Yobua controlla, prova a lanciare lungo, intercetta poi la Fortitudo, lascia giocare il direttore di gara. Nel frattempo poi fischiato il fallo ai danni della TF, a guadagnarselo il numero 8 Arini. Fa sempre Favaloro sul punto di battuta. Qualche attimo prima di concedere il via che arriva adesso, va per battere Favaloro. Pallone che va dritto in aria, poi Sciacchitano salta e afferra il pallone con le braccia. Rimane a terra uno dei giocatori della TF in aria che si tocca la testa, sembra essere ancora una volta Barone. Gioco però che continua, il direttore di gara che non interrompe il gioco, poi si accorge che il giocatore è rimasto a terra e fischia. Una botta probabilmente alla schiena. Fortunatamente nulla di particolarmente grave, il giocatore si rialza, si ritorna in posizione. Tempo si riparte da una rimessa laterale battuta dalla Fortitudo, che ancora tenta uno degli ultimi assalti. Yobua però ci arriva prima, mette il pallone in fallo laterale. Ancora assalto Fortitudo. Lotta per farsi strada, poi pallone che va in mezzo, brivido, allontana la difesa della TF, poi tiro da fuori area, pallone nuovamente allontanato, duplice fischio da parte del direttore di gara, nessun minuto di recupero dato in questa prima frazione di gara. Le due squadre vanno dunque negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Ci vediamo adesso all'inizio del secondo tempo. Si torna a giocare al Dino Liotta di Licata 2 settimane dopo i fatti con il San Vito Lo Capo, e in casa della capolista arriva il 90-011 Bagheria di mister Sandro Tarantino, che cerca di partire nel migliore dei modi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma subito su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra la palla spiove e c'è il colpo di testa vincente da parte di Viglianisi, che batte imparabilmente Faraone e sblocca subito il risultato in favore dei gialloblu, e poi dedica speciale per un figlio o una figlia in arrivo per il numero 21 a disposizione Lilo Bonfatto, che dunque sblocca subito la partita in favore del Licata. Reagisce però subito il 90-011 con questo tentativo in inserimento da parte di Balistreri con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi ancora azione sulla destra del Licata, Arario arma Manfrè, tiro deviato imparabilmente, palla che si insacca ancora una volta alle spalle di Faraone ed è 2-0 per il Licata. Protesta il 90-011 perché c'è un proprio giocatore a terra proprio sugli sviluppi dell'azione.
ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la rete, torna a farsi vedere in avanti, però la formazione ospite con questo pallone messo in mezzo, l'uscita alta da parte di Federico Valenti, che poi rimane anche a terra contuso, si riaffaccia in avanti allora Illicata con questa giocata sull'out di destra tra Brugnone e Arario, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Manfrè e la palla che sorvola la traversa. Dall'altra parte il 90-011 prova a riaffacciarsi dalle parti di Valenti, che deve smanacciare in calcio d'angolo su questa conclusione velenosa da parte di Romano. Poi ancora il Bagheria che attacca, c'è questo calcio di punizione convalidato da un fallo di mano, battuta velocemente a sorprendere gli avversari, ma c'è la girata di Balistreri che sorvola la traversa, altro pallone messo in mezzo sempre dalla destra, batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore. Poi il salvataggio decisivo è quello di Porcaro, che toglie letteralmente il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Bagheria. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo break da parte di Romeo, poi la palla al limite dell'area di rigore per il tentativo di Scalisi, che da buona posizione non inquadra lo specchio. Dall'altra parte Arario se la sposa sul destro, calibra il traversone e c'è ancora il caprone Vincenzo Manfrè, doppietta per il centravanti palermitano che firma il 3-0, poi corre verso la panchina perché c'è un compagno da andare ad abbracciare per esultare, per festeggiare per il gol del 3-0 che va a chiudere di fatto i giochi in favore dell'Icata. E allora c'è spazio per qualche tentativo sporadico da parte del 90-011 che cerca quantomeno di ridurre il gap qui su questa discesa sulla destra con il cross che spiove sul secondo palo. Il tentativo di sforbiciata da parte di D'Acquisto sorvola la traversa, poi altro calcio di punizione sempre in favore della squadra di Tarantino, che si fa apprezzare per la qualità di gioco nel secondo tempo, e altro piazzato che sfiora il palo. Poi però ancora ci prova su un ottimo tentativo di pressione alta la squadra ospite, tentativo a giro con la sfera che si perde abbondantemente fuori sul tiro di Lococo. Era questa l'ultima opportunità della partita. Sul rinvio di Faraone il signor Motta di Siracusa pone fine alla partita, vince il Licata. Da Sportisil è tutto, alla prossima. Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi, che cerca lo sgambetto alla prima della classe. Partita molto intensa, molto vivace fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista, con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora. Punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa, ma poi torna a farsi sotto il Gangi, che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camarà, battuto man mano, e 1-1 all'Ilardo. Grandissimo gol di Camarà che di fatto sblocca la squadra biancorossa. Al 25esimo attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi, che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto alla mezz'ora. Ancora Gangi che attacca, questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco. Alla fine il pallone arriva dalle parti di Camarà, che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol, e manda la palla sopra la traversa. Poi un'azione offensiva da parte dell'Ascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita, ma ci pensa Ogbonda a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari. Ma occhio, perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte. Colpo di testa vincente, arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e allora Alex, difensore del Geraci, porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto. Calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti e ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Moccero, che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone, perché c'è una partita da provare ad andare a vincere. E 3 minuti dopo, sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Moccero, indemoniato in questo avvio di ripresa, la palla esce di pochissimo. Poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario, e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta
Poi è Bustos che insieme a Camarà va a recuperare un bel pallone sul lato destro. Il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa e di fatto questa l'ultima azione della partita. Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie. Da Sportisire è tutto, alla prossima. Aspetta il via del direttore di gara. Via che arriva in questo momento, batte il numero 6, impegna coi guantoni Schiera che prova a bucare per vie centrali. Athletic che recupera subito il pallone, si trova tu per tu il numero 7 con il portiere. Grande occasione per Conforto. Ancora pallone tra i piedi dell'Athletic. Palla che arriva tra i piedi del numero 7 che ancora una volta si propone nello stesso identico punto di prima, ci ha provato Conforto. Greco va per mettere il pallone in mezzo e poi entra! Quello che all'inizio sembrava un semplice cross in mezzo si trasforma nel gol del vantaggio per l'Athletic. Lancio lungo dalle parti di Greco che riesce ad agganciare il pallone, si trova tu per tu con il portiere e poi clamorosamente prende un palo. Un fallo interessante dell'Athletic. Se lo procura in particolare il numero 11 Baglione, poi tiro da fuori area. Calcio d'angolo battuto. Poi pallone tirato ai limiti dell'area da Greco. Altro corner battuto. Grande rischio per i nerorosa. Lotta nell'area di rigore della Buonpastore. Poi pallone che viene scodellato in mezzo e poi viene messo dentro per il raddoppio dell'Athletic che fa 2-0 e si porta ancora di più in vantaggio. Citta subito l'Athletic che recupera un pallone interessantissimo e lancia i propri verso la porta. Arriva il tiro e arriva il gol del 3-0 per l'Athletic. Si riparte da una punizione battuta dal numero 8 Gallo che va dritta sul 19 che tenta il tiro dritto in porta, ci ha provato Segreto. Va Gallo alla battuta. Pallone che va dritto in porta, ancora una volta Tesauro chiamato ad intervenire, ancora una volta Tesauro riesce ad afferrare il pallone. Palla tra i piedi del numero 16 che tenta la cannonata e scheggia la traversa. Ci aveva provato Testa. Corner battuto, spizzata di testa e poi arriva un altro gol. Arriva in concomitanza del triplice fischio.
Quasi tutto pronto per iniziare il secondo tempo di TF contro Fortitudo Bagheria. Arrivano nel frattempo le sostituzioni per la Fortitudo, che vuole certamente mettere in campo forze fresche. Entra il numero 20 Oliuola Sheriff. Momentaneamente invece confermato 11 iniziale della TF. Non è affidato a Barone, si prepara a battere il calcio d'inizio di questo secondo tempo. Aspetta solo il fischio dell'arbitro. Arbitro che si imposta il cronometro. Con qualche difficoltà. Qualche problema al cronometro dell'arbitro, sta facendo perdere qualche secondo. Arriva un aiuto dalla panchina della TF. Insegna un altro cronometro al direttore di gara. Sembra essere quasi tutto pronto per iniziare. Vedo che si mette in posizione e che dà il via a questa seconda metà di gara. Inizia il secondo tempo di TF Fortitudo Bagheria. Subito si propone in avanti la TF, che si guadagna un calcio di rigore. Inizia in maniera scoppiettante il secondo tempo per la TF, che in poco più di 20 secondi si guadagna un calcio di rigore. A guadagnarselo è il numero 7, Picciuca Vincenzo, che però rimane momentaneamente a terra, richiesto l'intervento di uno degli assistenti dalla panchina della TF.
TF che si prepara a battere il calcio di rigore. Si aspetta il via del direttore di gara che arriva in questo momento. In corsa presa, rigore battuto, Sciacchitano che salva tutto, sbaglia dal dischetto Riggio. Rimane 0-0 il risultato, ma che parata di Sciacchitano che ha permesso ai suoi di mantenere lo 0-0. Certamente questo intervento dà un'ulteriore carica alla Fortitudo Bagheria, che adesso, spinta dall'intervento del proprio estremo difensore, dovrà dare il tutto per tutto. TF che invece deve continuare ad attaccare con intensità. Fortitudo nel frattempo che scatta sulla corsia di destra, poi il pallone tentato di servire in mezzo, ma buona chiusura difensiva da parte della TF, che però concede un calcio d'angolo alla squadra ospite. Si scaldano nel frattempo gli animi anche sugli spalti. Calcio d'angolo battuto, poi il pallone che va dritto in porta, facile però per Nuzzo, che subito prova a lanciare in avanti per favorire i compagni proposti già in profondità. Altro pallone però intercettato di testa dalla Fortitudo, ma attenzione, ancora TF che attacca. Altro lancio lungo della squadra ospite sulla corsia di destra, pallone che va in mezzo, poi allontana di testa Danna. Attenzione, ancora pallone tra i piedi della Fortitudo che insiste lì davanti, stavolta ad allontanare il numero 6 Riggio. Altro pallone in mezzo per la Fortitudo, poi grande rischio, ferma tutto il direttore di gara per un fallo ai danni della TF. Richiesto subito l'intervento dell'assistente da parte dei giocatori della TF. Sembra aver preso una bella botta Nuzzo, che rimane a terra. Si rialza nel frattempo Nuzzo. Fortunatamente non sembra essere nulla di grave. Il ragazzo sembra in grado di continuare a giocare. Si tocca un po' il braccio destro, probabilmente una botta subita durante l'ultimazione. Un po' Fortitudo che continua a pressare molto alta, guadagnandosi una rimessa laterale. Recupero interessante da parte della Fortitudo, che prova a farsi spazio sulla corsia di sinistra. Recupera la TF, ma non riesce a lanciare lungo adeguatamente. Poi pallone tentato, un tiro da fuori aria che però inquadra lo specchio della porta. Nuzzo va a recuperare il pallone. Battuta corta la rimessa dal fondo, poi lancio lungo, intercettato di testa però dalla Fortitudo, che fa subito su il pallone. Ci mette una pezza la TF che prova a ripartire. Lancia lungo il numero 11 Minardi. Poi
pallone che viene intercettato subito dalla Fortitudo, che si guadagna anche un calcio di punizione. Aumenta drasticamente l'intensità in questo secondo tempo. Entrambe le squadre vogliono sbloccare il risultato di 0-0. Nel frattempo arriva il primo cambio per la TF. Ad entrare il numero 17 Frisco Gabriele. Ad uscire invece il numero 11 Giovanni Minardi. Si ripartirà da un calcio di punizione in favore della Fortitudo. Calcio battuto direttamente in aria, poi tentata l'acrobazia alla Fortitudo. Certo, si alza la mano del direttore di gara ad indicare il fuorigioco. Parte da una punizione per la TF che lancia lungo per i compagni proposti in profondità. Poi pallone interessante là davanti, subito il numero 17 si fa vedere. Non riesce ad agganciare bene il pallone Frisco, palla che dunque termina sul fondo. Recupera il pallone Sciacchitano, autore di una parata veramente incredibile durante il calcio di rigore battuto all'inizio di questo secondo tempo. Parata che ha permesso di mantenere il risultato sullo 0-0. Risultato che entrambe le squadre vogliono sovvertire il prima possibile, aggiudicandosi questo importante match anche in ottica classifica. Ricordiamo che entrambe le squadre distano soltanto un punto, 21 punti per la Fortitudo Bagheria, 20 per la TF. Una gara dunque molto importante in ottica play-out, perché no anche in ottica salvezza. Nel frattempo lancio lungo facilmente intercettato dalla TF con il numero 5 Danna che allontana il lancio lungo, poi controlla Favaloro che prova a tirare, tiro però troppo centrale, facile per Sciacchitano che subito lancia in avanti per i suoi. Ancora pallone tra i piedi della Fortitudo che lancia lungo sulla corsia di sinistra, pallone però lanciato troppo forte, non ci arriva il compagno. Rimane a terra il numero 10 Favaloro che nel tentativo di tiro probabilmente sarà caduto male. Questo è l'intervento dell'assistente. Gioco dunque momentaneamente fermo. Chiudono ampiamente nel frattempo i primi 10 minuti di gioco del secondo tempo di TF Fortitudo Bagheria, gara valida per il campionato Under 15 Elite. 0-0 ancora il risultato, grande occasione per la TF all'inizio del secondo tempo, rigore però sventato da una grande parata dell'estremo difensore della Fortitudo Bagheria, Vincenzo Sciacchitano. Esce momentaneamente dal campo il numero 10 Favaloro. Staremo a vedere se sarà in grado di continuare. Si ripartirà nel frattempo da una rimessa laterale battuta dalla TF.
rimessa laterale lancio da lungo, che però finisce facile tra i piedi della Fortitudo. Inizia a pressare alto la TF. Pallone che termina in rimessa laterale, stavolta in favore della Fortitudo, che va a sua volta per il lancio lungo. Riesce ad agganciare il pallone e prova ad affondare la Fortitudo. Si trova a tu per tu con il portiere, poi ferma tutto il direttore di gara per un fuorigioco. Carica la squadra sciacchitana, chiedendo tranquillità ai suoi. TF che di contro deve mantenere alta l'intensità. Altro pallone interessante per la Fortitudo. Prova a metterci una pezza di Obua, però ancora possesso per la Fortitudo che tenta il tiro. Stavolta facile per Nuzzo, che si limita a chinarsi e a raccogliere il pallone. Poi opta per il lancio lungo, doppiamente intercettato dalla Fortitudo Bagheria, che ancora una volta prova a proporsi in avanti con un lancio lungo. Una volta legge bene la difesa della TF, prova a ripartire. Continua a spingere il numero 7 della TF, poi prova a mettere il pallone in mezzo, quella che viene murata. Ripartirà da un calcio d'angolo. Ha provato Picciuca a servire il pallone in mezzo, poco male in quanto si è guadagnato un prezioso calcio d'angolo. Ma Scavone a battere l'angolo. Chiamato lo schema. Angolo battuto, pallone che però trova solo i giocatori della Fortitudo, che allontanano con tranquillità. Termina fuori. Sì, devi andare! Oh, ci dobbiamo tre! Allontana il numero 6 Riggio. Pallone interessante per la Fortitudo, che prova a farsi spazio, poi allontana la difesa della TF. Guadagna un calcio d'angolo la squadra ospite. Chiamato lo schema, pallone che sventaglia in mezzo, non riesce a trovare nessuno. Poi ha tentato il tiro da fuori aria, troppo alto, non inquadra lo specchio della porta. Nuzzo si limita a guardare il pallone uscire, ad andarlo a raccogliere, a battere la rimessa dal fondo, però affida al numero 10 Favaloro. Batte lungo Favaloro.
Va Pecoraro a battere la rimessa laterale. Lancio lungo verso i compagni. TF che si guadagna un'altra rimessa laterale, sempre Pecoraro alla battuta. Ferma tutto il direttore di gara. Lo invita a ribattere. Messa laterale battuta, lotta il numero 17 sul pallone. Tutto regolare per il direttore di gara. Un intervento su Frisco. Si riparte dunque da una rimessa dal fondo già battuta. Pallone interessante recuperato dalla TF che prova da fuori area. Sciacchitano però attento, non si fa sorprendere. Prova ad affondare sulla corsia di destra la Fortitudo, commettendo però fallo. Qualche attimo prima di battere la punizione. L'arbitro dà effettivamente il via. Punizione battuta lunga a cercare i compagni in profondità. Ci arriva però la testa di uno dei difensori della Fortitudo che recupera il pallone e prova a scattare. Lancio lungo interessante per il numero 20 della Fortitudo. E poi serve il compagno in mezzo, ferma tutto il direttore di gara per un fuorigioco. Iniziano a scaldarsi notevolmente gli animi. Nel tempo arriva un altro cambio per la Fortitudo. Costretto ad intervenire per una discussione. Aveva anche il giallo per uno dei giocatori della Fortitudo. Come dicevamo, si prepara una sostituzione per la Fortitudo. Entra il numero 18 Scarpinato. L'arbitro invita il giocatore a riposizionarsi per il calcio piazzato, che lancia lungo la TF.
intercetta subito di testa la Fortitudo Bagheria, subito scatta sulla corsia di sinistra con il pallone tra i piedi del suo numero 20, il pallone che esce fuori, lo manda fuori Arini. Messa laterale per la Fortitudo. Messa laterale battuta, poi pallone sventagliato in mezzo, salta Nuzzo e afferra il pallone tra le sue braccia. Poi rinvia lungo. Si propone nuovamente davanti la Fortitudo. Mette un interessante pallone in mezzo, ci arriva prima però la difesa della TF che allontana, però altro attimo di brivido per la squadra di casa. Nel frattempo 58 i minuti del match, mancano poco meno di 12 minuti al termine di quelli regolamentari della seconda frazione di gara, dopodiché staremo a vedere quanti saranno quelli di recupero dati dal direttore di gara. Nel frattempo Fortitudo che continua ad insistere sempre sulla corsia di sinistra e si guadagna un prezioso calcio di punizione. A guadagnarselo il numero 20 Oleiuola. Due uomini in barriera per la TF. Punizione sicuramente molto ghiotta, specie in questo momento del match. Entrambe le squadre sono profondamente desiderose di sbloccare il risultato. TF che deve mantenere altissima la concentrazione in questo momento. Nel frattempo battuto il calcio piazzato dritto in porta. Il pallone che entra. Fortitudo Bagheria che va in vantaggio direttamente sul calcio piazzato. Sblocca il match. Aveva intuito Nuzzo, ma non è riuscito in tempo ad afferrare il pallone. Fortitudo che passa dunque in vantaggio, 0-1 il risultato al velodromo Paolo Borsellino al 60esimo, 10 i minuti che mancano alla chiusura del secondo tempo. TF che adesso deve dare tutto per acciuffare quantomeno il pari nel match, e che subito prova a farsi vedere davanti. Pecoraro va per battere la rimessa laterale. Poi scortato sul fondo. Adesso la Fortitudo chiaramente si prende tutto il tempo a sua disposizione per gestire bene questi ultimi 10 minuti. TF che invece cerca di dare il tutto per tutto. Nel frattempo arriva un altro affondo sulla corsia di destra della Fortitudo, che prova a farsi spazio per scodellare il pallone in mezzo, che poi viene spizzato. E grande occasione per il raddoppio della Fortitudo, pallone che va a sbattere sul palo. Nuzzo va per allontanare. Attimi di puro brivido per la TF. Poi il pallone che arriva dalle parti di Nuzzo, ancora una volta lancia lungo. Controlla la TF. Serve il numero 17 Frisco. Poi buona chiusura da parte della difesa della Fortitudo. Arriva un cambio nel frattempo in casa TF.
ad entrare il numero 18 Edoardo Turturici. Va Yobua a battere la rimessa laterale. Ancora TF che prova con un lancio lungo a sorprendere la difesa della Fortitudo, costretta a mettere il pallone in rimessa laterale. Una corsa contro il tempo quella che sta affrontando la TF in questo momento, cercare di ristabilire la parità nel match. Altra rimessa laterale per la TF, ancora una volta pallone allontanato fuori, era nuovamente rimessa. Palla tra i piedi della TF che prova a farsi spazio sulla corsia di sinistra, poi ferma tutto il direttore di gara per un fallo commesso dal Bagheria. Dunque punizione per la TF. Punizione specularmente simile, se non praticamente identica, quella che ha permesso alla Fortitudo Bagheria di passare in vantaggio. Due uomini in barriera anche per la Fortitudo. Arriva il via del direttore di gara. Punizione battuta. Capitano attento, afferra il pallone e si butta per giocare un pochettino con il cronometro. Intercetta di testa il numero 7 Picciuca, ancora pallone per la TF, poi ci prova Turturici, costringendo Sciacchitano ad intervenire in due tempi. Nel frattempo si prepara un'altra sostituzione sia in casa TF che in casa Fortitudo. Yobua allontana. Poi attimo di incomprensione, rimessa laterale in favore della Fortitudo, subito battuta. Pallone recuperato dalla TF, che però non riesce a farsi strada sulla corsia di sinistra. Arrivano le sostituzioni. Entra il numero 14 Luca Programma, ad uscire invece il numero 6 Riggio Riccardo. Soffre ancora per il rigore sbagliato all'inizio del secondo tempo. I compagni vanno subito a consolarlo, un rigore che chiaramente può capitare a chiunque. Tempo Fortitudo che continua ad andare verso la porta della squadra di casa.
Arriva la sostituzione per la Fortitudo, difficile capire chi sia entrato, visto bizzarra scelta di colori della Fortitudo Bagheria, numeri neri su una maglia verde scuro. Continua a scorrere il cronometro nel frattempo. Sembra esserci qualche altro problema al cronometro del direttore di gara. Si riprende, manca un solo minuto, credo saranno anche abbastanza abbondanti i minuti di recupero dopo svariate perdite di tempo in questa seconda metà di gara. Il pallone che prova a filtrare tra le linee difensive della Fortitudo. Cade a terra uno dei giocatori della Fortitudo Bagheria. Rimessa laterale battuta, poi rimangono a terra due giocatori, però il gioco prosegue. Una rimessa dal fondo, staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati dal direttore di gara.